L'emergenza coronavirus supera 4.400 il numero delle persone contagiate in Veneto. Intanto il Consiglio dei Ministri ha deciso di far slittare il referendum per il taglio dei parlamentari in programma il 29 marzo. Presentato questa mattina nella sede della Protezione Civile a Marghera lo studio SUVO che permetterà di capire meglio il virus sconosciuto a livello internazionale. Il Tribunale di Padova blocca i processi dal 9 al 31 marzo. Le udienze civili e penali saranno rinviate tranne quelle urgenti. D'accordo gli avvocati, decisione dolorosa ma inevitabile. Riorganizzazione temporanea dell'ospedale di Agordo per un caso di coronavirus. Stop a nuovi pazienti. Resta aperto il pronto soccorso. Lo sfogo del sindaco di Treviso Conte. Treviso non è zona rossa dal punto di vista sanitario. Semmai, dice, lo è sul fronte economico. Via libera degli 860 lavoratori della Safilo di Longarone all'accordo su contratti di solidarietà e incentivi all'esodo per arrivare al ritiro dei 400 esuberi annunciati per lo stabilimento bellunese. Messe ancora a porte chiuse, domenica sarà possibile assistere in diretta sulle nostre emittenti alla celebrazione della Basilica del Redentore presieduta dal Patriarca Moraglia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'emergenza coronavirus in attesa del nuovo bollettino aggiornato con gli ultimi dati relativi ai contagi che nell'aggiornamento di questa mattina avevano superato quota 400, 407 per l'esattezza, 21 in più rispetto all'ultimo bollettino di ieri sera. Ebbene, ci sono 116 degenti, di questi 24 in terapia intensiva, 116 degenti, quindi 15 in più rispetto al bollettino di ieri sera. Attendiamo quindi i dati aggiornati per darveli nel corso del nostro telegiornale. Intanto continuano i provvedimenti da parte del governo dopo la chiusura delle scuole fino al 15 marzo. Questa mattina il Consiglio dei Ministri riunito ha deciso di far slittare il referendum per il taglio dei parlamentari previsto in programma il 29 marzo. La sospensione perché avendo tempo fino al 23 marzo per decidere la data entro la quale tenerlo. Tra le ipotesi più accreditate è che possa slittare al 17 o al 24 maggio. Il 29 maggio è stato ritenuto dal Consiglio dei Ministri troppo ravvicinato alla luce dell'emergenza coronavirus per permettere un'adeguata campagna informativa nei confronti dei cittadini. Intanto questa mattina nella sede della Protezione Civile a Marghera è stato presentato uno studio sulla popolazione di Vo, sul caso Vo, che permetterà di capire meglio l'evoluzione di questo virus ancora così sconosciuto. Un progetto unico nel suo genere. L'Università di Padova avvia uno studio epidemiologico sui cittadini del cluster di Vo, anche con un secondo test campione. I risultati, che si avranno grazie agli abitanti che hanno accettato la proposta aderendo su base volontaria, serviranno dunque a definire i parametri numerici relativi ai numerosi aspetti dell'infezione. Abbiamo davanti un virus sconosciuto di cui non sappiamo la velocità di trasmissione, l'efficacia del contagio. Questo studio per la prima volta mostra due momenti della stessa popolazione, una popolazione che ha avuto un contagio importante, il focolaio veneto principale, e di cui possiamo finalmente capire l'evoluzione progressiva. Questo aiuterà non solo a dare informazioni e aiutare la popolazione stessa, ma anche a dare informazioni a tutto il mondo, per la prima volta su un virus nuovo, sconosciuto, che sta creando un'emergenza internazionale. Quindi secondo lei quelli che saranno poi i risultati potranno essere presi in considerazione a livello nazionale e oltre? Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è la prima volta che noi possiamo seguire il virus. Su 11.000 tamponi, circa 3.000 sono stati effettuati a Vo. 90 i casi positivi con un'incidenza del 3,4%, ha ricordato l'assessore alla sanità Lanzarin.
Nel corso della presentazione del progetto, finanziato dalla Regione con 150.000 euro, il governatore Zaia ha sottolineato come gli abitanti di Vo non siano cavie, ma un fondamentale contributo che sarà d'aiuto a tutti. È un grande studio che servirà alla comunità scientifica a livello internazionale. Va il mio tutto sostegno ai cittadini di Vo. Spero che Vo si apra dal cordone sanitario con la decadenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Prima di tutto perché la quarantena può definirsi fatta e praticata, e dall'altro questo studio dà forza a questo principio per cui il cordone sanitario a Vo non serve più. Il Presidente ha poi fatto il punto sulla situazione. Da un lato stiamo incrementando, daremo i numeri nelle prossime ore di quante postazioni per la terapia intensiva avremo in più. Ne abbiamo già 464, però è altrettanto vero che molti sono impegnati per l'attività ordinaria. Dall'altro voglio anche ricordare che è fondamentale che si metta mano alla norma e dia modo ai medici di poter operare anche se rappresentano dei contatti con persone positive. Non possiamo mettere a riposo, o meglio mettere in isolamento fiduciario medici per 14 giorni. E adesso entriamo nel dettaglio dello studio con il direttore dell'unità di microbiologia e virologia dell'ospedale di Padova, che a margine sottolinea come nel decreto governativo non ci siano misure per la ricerca. È stato un unico, per una serie di circostanze, un intero paese è stato messo in quarantena ed è stato chiesto di fare il tampone a tutti. Quindi abbiamo una fotografia dell'epidemia molto vicina all'inizio, cioè al momento in cui è stato scoperto il primo caso grave. Dopo 10 giorni rifacciamo una seconda fotografia di questa situazione e questo ci permette di capire la diffusione della malattia tra i primi contatti, la diffusione della malattia tra i contatti, la diffusione dell'infezione tra i familiari, come questi si sono negativizzati, ci permette di stratificare di classi di rischio sulla base della storia clinica di tutte quante le persone e ci dà una metrica per prendere delle decisioni per la prima volta. Secondo Crisanti bisognava agire subito con le attuali misure messe in atto. Io penso che per la prima volta siamo andati nella direzione giusta. Io penso che forse si sarebbe dovuto prendere queste decisioni 2 settimane fa, perché voglio dire, ma noi tutti quanti abbiamo visto quello che succedeva in Cina. Perché in Italia doveva essere differente, no? Il professore denuncia poi come nel decreto del governo siano totalmente assenti misure inerenti alla ricerca. Io penso che questo sia una mancanza importante, perché ci troviamo di fronte a un'infezione di cui conosciamo pochissimo. Sono state prese misure prevalentemente di carattere economico, come se ci trovassimo di fronte a una inondazione o a un terremoto. Noi invece ci troviamo di fronte a un fenomeno che sarà destinato a durare per parecchio tempo e quindi sicuro vanno bene le misure di controllo, vanno bene le misure di contenimento e sorveglianza, ma dobbiamo dare la possibilità alla capacità del nostro sistema di ricerca di rispondere a questa emergenza. Un'emergenza destinata a vedere un aumento di casi nei prossimi giorni. Noi in questo momento stiamo fotografando la situazione di 6-7 giorni fa, quindi ci si aspetta che aumenti fondamentalmente per i prossimi giorni. Se non ricordo male, ieri abbiamo avuto 500 casi, adesso se voi vi ricordate la progressione cinese si parlava di 3-4 mila casi al giorno, ma loro erano 50 milioni, quindi diciamo stiamo in una situazione di progressione seria. E adesso bisognerà attendere ancora 2-3 settimane per vedere se le misure di contenimento e controllo hanno avuto un impatto. Quindi si potrebbe continuare con queste misure a oltranza a questo punto, oltre il 15? Guardi, questo mi pare di capire che è un atteggiamento che il governo prenderà di volta in volta. Chiaramente nel momento in cui avranno i dati dei casi prenderanno delle decisioni, però è chiaro che se ieri abbiamo avuto 500 casi e fra una settimana ce ne abbiamo 600-700, è chiaro che ci deve essere una coerenza sulle misure che vengono prese. Comprese quelle che riguardano l'economia. Non si può pensare di privilegiare l'economia a danno del controllo dell'epidemia, perché altrimenti questo problema che abbiamo adesso ce lo avremo fra 3 mesi, 5. Questa non è un'alluvione, non è un terremoto, è una cosa completamente diversa.
Accertamenti sui contatti di un caso positivo di coronavirus hanno costretto da oggi alla riorganizzazione dell'attività dell'ospedale di Agordo. Sospesa l'accettazione di nuovi pazienti e da poco si è concluso il punto stampa convocato dal direttore generale dell'USL Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno. E allora ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani per tutti gli aggiornamenti. Buonasera Tiziana. Sì, buonasera da Feltre. La notizia si era rincorsa per tutta la mattinata, ha trovato conferma nella nota diffusa dall'ULSS Dolomiti alle 13.35, poi poco fa durante la conferenza stampa, il punto stampa con il direttore generale della ULSS Dolomiti, Rasi Caldogno. Un nuovo caso positivo di coronavirus è stato accertato all'ospedale di Agordo e le attività del nosocomio da questa mattina sono state riorganizzate per quanto attiene ai ricoveri, alcune attività ambulatoriali, in particolare è stata sospesa l'attività programmata in ortopedia con temporanea sospensione anche dell'accettazione di nuovi pazienti. Verifiche sono in corso sui contatti avuti dalla persona risultata positiva, che è un dipendente dell'ULSS, che è andato evidentemente nei luoghi di contagio. In questo momento si sta svolgendo l'identificazione dei contatti più stretti di questa persona, che in questo momento si trova in isolamento domiciliare. I casi complessivamente positivi in questo momento, a quest'ora, nel Bellunese sono 7 e da questa mattina ci sono 2 ricoverati all'ospedale di Belluno per sospetto coronavirus e sono già trattati come se fossero casi positivi. 65 si trovano in isolamento domiciliare, più 2 rispetto a ieri, e invece la buona notizia è che tutta la pattuglia dei sanitari della chirurgia di Feltre, 27 fra medici, infermieri e uno studente tirocinante, è risultata negativa al primo tampone, ma verranno sottoposti nuovamente alla controprova e in questo momento i tamponi con esito negativo in provincia di Belluno sono 89. Poi che cosa vi dobbiamo dire? Vi dobbiamo dire d'altro che gli ingressi all'ospedale di Belluno sono stati filtrati da oggi, nel senso che sono stati creati dei percorsi differenziati per l'accesso al pronto soccorso e quindi il triage viene effettuato, eseguito nelle tende della protezione civile che sono state predisposte nelle settimane scorse. C'è quindi un'area di arrivo dei pazienti che presentano sintomi respiratori con naturalmente una procedura di triage che consente un trattamento immediato, tutto questo evidentemente per decongestionare dal punto di vista infettivo la zona del pronto soccorso che secondo le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri da ieri non può essere più frequentata dai familiari dei pazienti che accedono al pronto soccorso. Abbiamo delle novità per quanto riguarda la vicenda di coronavirus, perché il sindaco di Calalzo di Cadore per aiutare le famiglie in questo momento ha deciso di cancellare la retta mensile per l'asilo a Calalzo e De Carlo lo ha annunciato proprio questa mattina. Sempre questa mattina la notizia della approvazione all'unanimità dell'ordine del giorno presentato ieri in Consiglio Comunale a Belluno, ordine del giorno che sospende la tassa di soggiorno per i turisti nel comune capoluogo per 6 mesi, prorogabile fino alla fine del 2020, vista per l'appunto l'emergenza coronavirus. E da Belluno e Feltre per il momento è tutto. A voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Andiamo a Treviso, dove il sindaco sottolinea Treviso non è zona rossa dal punto di vista sanitario, ma lo è sul fronte economico, così come tutto il Veneto.
Noi chiediamo che il trattamento che il Ministero sta riservando alla zona rossa di Vo venga esteso a tutto il territorio veneto da un punto di vista finanziario e di incentivi. Di sicuro però non ci sono le stesse condizioni tra Vo, Euganeo e Treviso, perché il focolaio di Treviso è circoscritto all'interno della struttura ospedaliera. Zona rossa sì, ma solo sul fronte economico per eventuali aiuti straordinari alle imprese, come chiesto anche dal governatore Zaia nelle scorse ore. Questa è la sintesi del Conte pensiero, che sottolinea come il focolaio vero e proprio resti il Cafoncello e non il centro città. Un dettaglio non da poco nei giorni dell'emergenza. Certo, in terra di Marca i casi conclamati sono circa un centinaio ed è sempre più difficile tracciarne una traiettoria. Gli stessi contagiati dalla geriatria di Treviso risiedono in tutta la provincia, alcuni peraltro non sono riconducibili al reparto trevigiano, come il caso isolato Orsago. Il coronavirus poi è entrato nelle case di riposo, ad esempio a Casale sul Sile. Inevitabile che la priorità resti sanitaria. Oggi è importante arginare il contagio di questo virus per evitare che la regione finisca in ginocchio, perché troppe persone ricorrono alle cure sanitarie. E poi appunto c'è l'economia contagiata dal coronavirus e in questo caso non c'è bisogno di alcun tampone per capirlo. Abbiamo già scritto una lettera al Ministero perché si faccia carico di questi costi che gravano sulle famiglie, che gravano sulle aziende e che gravano anche sulle amministrazioni comunali, per cercare di ristorare quello che oggi è un danno inestimabile. E il Tribunale di Padova bloccherà i processi da lunedì prossimo 9 marzo fino al 31 marzo. Le udienze civili e penali saranno rinviate, escluse quelle urgenti. La decisione è stata presa questa mattina dalla Presidente del Tribunale di Padova, dai vertici della Procura, dal Presidente della sezione penale del Tribunale Euganeo e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Per le udienze civili le comunicazioni verranno inviate in via telematica, per quelle penali si terranno solo udienze di rinvio. A Treviso invece, dopo il caso del test positivo su un'impiegata del giudice di pace, l'Ordine degli Avvocati è tornato a chiedere la sospensione delle udienze in tribunale. Adesso si attende la decisione del Presidente del Palazzo di Giustizia. Dovrebbe secondo me chiudere il Tribunale, perché la previsione di una stensione degli avvocati non garantisce appunto che tutti poi si astengano, e risulta anche un po' complicata a livello procedurale, quindi dovrebbe essere probabilmente chiuso il Palazzo di Giustizia per un periodo di tempo, come avviene per le scuole, perché altrimenti è un controsenso che le scuole rimangano chiuse e poi altri luoghi dove c'è oggettivamente un assembramento importante di persone rimangano aperti. L'astensione dalle udienze è quello che è stato approvato anche in altri tribunali. Sarebbe meglio, bisogna tutelare gli avvocati, perché anche per noi c'è questo rischio. Il caso della dipendente del giudice di pace di Treviso positiva al coronavirus non fa dormire sonni tranquilli ai legali trevigiani, che ogni giorno affollano le aule del Palazzo di Giustizia di via Giuseppe Verdi, timori che l'Ordine ha formalizzato nel corso di una riunione con il presidente del Tribunale Antonello Fabbro e i dirigenti della Cancelleria. La richiesta è chiara. Ho portato loro quelle che sono le istanze dell'avvocatura trevigiana, che sono rivolte ovviamente che tendono ad ottenere un provvedimento quantomeno di rinvio generalizzato delle udienze, che consenta quindi di rarefare, per così dire, la partecipazione e l'accesso al Tribunale. La parola quindi va al Presidente Fabbro, che potrebbe quindi inasprire le misure già prese, come la chiusura fino a lunedì 9 degli uffici del giudice di pace, e c'è chi chiede anche la sanificazione delle aule. Sono sempre molto affollate e quindi penso che sia anche opportuno una sanificazione dell'ambiente prima dell'eventuale ripresa delle attività ordinarie, nell'interesse di tutti, dei cittadini soprattutto, del personale che lavora in tribunale e anche di noi avvocati. Resta il fatto che gli avvocati sperano in un provvedimento generale da parte del Ministero, come per le scuole. Attualmente il Ministero tace, e per cui tutte le problematiche sono scaricate sulle spalle dei dirigenti degli uffici e dei presidenti degli ordini, che cercano di far fronte per quanto loro possibile ovviamente all'emergenza. Stiamo aspettando, a mio parere, un provvedimento che sia a carattere nazionale,
giusto per mettere un punto a questa situazione ed essere diciamo, nelle condizioni di poter anche lavorare con una maggiore serenità. Ma anche tra i legali ci sono voci fuori dal coro. Secondo me le misure prese fino adesso vanno benissimo. Per ora non mi sento di dire che servirebbero misure più stringenti. Bisogna tornare alla normalità, tutti questi divieti sono assolutamente, ma non soltanto non vengono a diminuire i casi, se non in maniera molto marginale, ma provocano un allarme assolutamente ingiustificato. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ancora per parlare di coronavirus, perché tra i provvedimenti, le misure adottate dal governo per limitare la diffusione del virus, sicuramente quella della chiusura delle scuole fino a metà marzo sta facendo discutere e i cittadini si dividono. Scuole chiuse fino al 15 marzo per arginare la diffusione del coronavirus, e questo è il provvedimento che più fa discutere nelle ultime ore. Da un lato famiglie costrette a riorganizzare la gestione dei figli e dall'altro istituti che predispongono lezioni a distanza in modo da continuare il più possibile regolarmente il programma. Ma di fronte alla decisione del governo i cittadini si dividono. Io so che è un grande peso per le famiglie sicuramente, però se questi sono i provvedimenti per essere più certi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettarlo di buon umore. Non è che siamo felici di questo, però se questa è per la nostra salute speriamo che si risolva comunque questa cosa. Ce l'auguriamo tutti. Noi siamo maestre di asilo e quindi sicuramente non è un momento di normalità, sicuramente. Da una parte c'è il momento di prevenzione, quindi sicuramente sarà utile per certi versi. Nessuno ci sta aiutando, quindi come privati siamo presi veramente molto male. Ma a pesare è proprio la gestione dei figli. Sono a casa, quindi non sto lavorando, e mio marito lavora e quindi ci dedichiamo al 100% a loro sicuramente, e non glielo facciamo pesare. Abbiamo la possibilità di gestire perché abbiamo le nonne che ci aiutano e riusciamo a gestire anche la situazione lavorativa. Intanto istituti e docenti si adeguano alla situazione con lezioni ed esami online. Ieri ho avuto un esame praticamente per via telematica e dall'inizio era un po' imbarazzante, però si fa. Noi seguiamo i corsi online delle lezioni e per quanto riguarda gli esami abbiamo una mini sessione a fine marzo che non si sa ancora se verrà spostata o meno. Staremo a vedere per i nuovi aggiornamenti. Ci stiamo organizzando i vari studi, comprese le nostre professoresse stanno organizzando anche delle video lezioni oppure tramite Classroom, che è una specie di classe virtuale. Noi stiamo studiando da casa su una piattaforma online. Anche le messe restano a porte chiuse e domenica sarà possibile assistere in diretta sulle nostre emittenti alla celebrazione della seconda domenica di Quaresima dalla Basilica del Redentore a Venezia, funzione che sarà presieduta dal patriarca Francesco Moraglia. A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza. Dopo la celebrazione del mercoledì delle Ceneri nella Basilica di San Marco e della messa dalla Madonna della Salute, Antena 3 e Rete Veneta continueranno anche domenica 8 marzo a far arrivare nelle case dei veneti le messe a cui in questo periodo di emergenza non è possibile assistere di persona, e così anche quella di domenica che il patriarca Francesco Moraglia celebrerà dalla Basilica veneziana del Santissimo Redentore verrà trasmessa dalle nostre emittenti a partire dalle 11 del mattino. Celebrazione ancora una volta a porte chiuse per evitare assembramenti, come da disposizioni ministeriali a cui i vescovi veneti, pur a malincuore, hanno deciso di adeguarsi per il bene dell'intera comunità, disponendo la sospensione delle celebrazioni aperte al pubblico. Anche in occasione della seconda domenica di Quaresima, quindi, ci sarà la possibilità di seguire comunque la messa in diretta da una chiesa molto cara ai veneziani, quella, come detto, del Redentore alla Giudecca. Un modo per far sentire meno solo chi, soprattutto i più anziani, trascorre queste giornate per lo più in casa, e per consentire alla comunità dei fedeli di riunirsi idealmente intorno al patriarca e alla chiesa veneta. Signore ascolta, Padre perdona.
Lasciamo questa ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus, parliamo di economia, contratti di solidarietà e di incentivi all'esodo volontario. L'ipotesi di accordo sottoscritta da sindacati e dirigenza Safilo lunedì scorso stamattina è stata approvata a larga maggioranza dall'Assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Longarone, che occupa attualmente 860 lavoratori, di cui 400 dichiarati in esubero. L'intesa raggiunta a Longarone dovrà ora essere ricompresa in un accordo quadro da siglare al Mise. E adesso siamo con gli appuntamenti della nostra programmazione, a partire dalla Zanzega, che questa sera, come ogni giovedì, torna puntuale alle 21:15 per portarci alla scoperta di Vicenza. Continua il viaggio della Zanzega tra le bellezze del Veneto. Stavolta Lele Marcassa e Ivo Gallo andranno alla scoperta di Vicenza, patrimonio dell'umanità. Insieme a loro andremo a visitare alcuni luoghi simbolo della città, dalla Basilica Palladiana al Teatro Olimpico alla Palladium Museum. Ma sarà anche l'occasione per scoprire un volto inedito di Vicenza, la Vicenza romana e sotterranea, attraverso gli scavi del Duomo e il criptoportico di una domus. È un criptoportico romano pertinente ad una domus privata che ha 2000 anni, era una domus di epoca augustea. E poi in barca alla scoperta della Vicenza, vista dal fiume Retrone, il tutto condito dai consueti sorrisi e dalla musica che ogni volta accompagnano Lele e Ivo. Non mancheranno poi le eccellenze agroalimentari vicentine e nel finale Lele e Ivo visiteranno anche una realtà dove dei giovanissimi ragazzi progettano il futuro legato alla robotica. Appuntamento dunque questa sera alle 21:15 su Antenna 3 con la Zanzega. Prima della Zanzega, però, puntuale 20:10, parleremo di coronavirus insieme ad Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e a Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Tempo ancora spiccatamente instabile sul nostro territorio, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di venerdì 6 marzo. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con residue e occasionali piogge. Qualche spazio maggiormente asciutto e soleggiato nel pomeriggio. Entro sera nuovo peggioramento del tempo con ancora qualche precipitazione sparsa. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 8 e 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo risulterà molto nuvoloso, ancora con qualche rovescio nel corso della giornata. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime invece fino a 11 gradi. Situazione differente sul Trentino Alto Adige, qui invece sarà bel tempo con ampio soleggiamento, vedete un po' dappertutto. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime invece fino a 12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.